sono venuti in casa e hanno levato e hanno guardato dappertutto, poi sono andati via, non hanno portato via niente di straordinario. E mi hanno tenuto ferma e hanno chiamato il soccorso e la posta. È ancora sotto shock Lorenzina Levorato, sono passate appena 24 ore dalla violenta rapina subita. La donna, 62 anni, vive a Rubano, in Viale Europa. Domenica mattina si è trovata faccia a faccia con due ladri entrati nella sua abitazione. I due malviventi hanno fatto irruzione dalla finestra, l'hanno immobilizzata, legandole un polso a una sedia e poi l'hanno imbavagliata. In pochi minuti hanno messo a soqquadro tutta la casa frugando nelle stanze, poi sono scappati con solo un orologio. I malviventi erano incappucciati e non parlavano italiano. Molto probabilmente non pensavano di trovare la signora all'interno dell'abitazione, visto che tutte le finestre erano chiuse. Le indagini sono affidate ai carabinieri.